La mia lingua. 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 Per me la lingua è una passione e mi ha portato a appassionarmi per tutte le altre lingue. Quando è che avete imparato a fare la corsa? E a 20 anni che ho vissuto a imparare la lingua, a leggere, a scrivere, a capire il suo funzionamento. Ho studiato i corsi in Parigi e sono voltata in Corsica, ma c'è stato un tempo lungo di vergogna, sempre, e qui la gente che parlava non mi cacciava di manco una parola. E leggia, ma non parlava mica. Dunque, a poco si è imposta a me la lingua, quantunque. È stata veramente una scelta e un giorno ho francato il basso e ho anche fatto il mio lavoro. Quando la dublate a lingua corsa? Parlo corso come figliola, diciamo, perché ci tengo, con certi amici, con i miei vicini, perché in un mio casamento, e pure Simona Iaccio, in un mio casamento parlo con i vicini che parlano corso e poi soprattutto oggi parlo in un mio lavoro, perché sono la direttrice di lingua corsa, parlo con i miei colleghi e con tutti i partenari, attori culturali, e dunque è diventato veramente una scelta di vita. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? A tempo è un'espressione veramente unica di un genio umano, è una pietra di agorsica al genio umano per la maniera di rappresentare il mondo, di parlarne e di parlare della vita. È di noi un mezzo di sviluppo per me, è una risorsa educativa, una risorsa culturale per il bilinguismo, il plurilinguismo, è una risorsa di sviluppo in tutti i domini, anche economico, perché i prodotti che si vendono, se li adoperano la lingua corsa, è la marca di Corsica, dunque è anche un sviluppo economico possibile. Come dite la bene di lingua corsa? Dunque, per me sono ottimista, ma penso che ci vuole una volontà individuale, collettiva, per fare la lingua moderna, che la può essere, con tutte le sue dimensioni, in un dominio sociale, economico, in tecnologie nuove, perché penso che è veramente un luogo in cui si può sviluppare la lingua. Avevo dunque una lingua completa con tutte le sue dimensioni, se no ci diamo i mezzi di farla.